lo schema di intesa che sta per diventare una vera e propria intesa e quindi non più preintesa, e su questo ho avuto delle interlocuzioni a livello governativo in queste settimane. Oggi desidero fare le mie comunicazioni al Consiglio regionale come ho richiesto il 26 gennaio. Vannacci che si sfila dalla Lega, come commenta? Come ho commentato prima, nulla salus extra ecclesiam, credo che ognuno poi risponda delle proprie scelte. Abbiamo visto che fuori dal partito chi cambia casacca non ha gran fortuna, e quindi direi che poi ognuno fa le proprie valutazioni, ma io oggi parlo di autonomia e sono qui in Consiglio regionale per parlare di autonomia, proseguire questo percorso che tra l'altro io ho seguito da relatore del disegno di legge e da Presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, e sarei felice di portare già dei risultati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Che tempistiche ci sono? Noi adesso avevamo firmato una preintesa, stiamo lavorando per definire l'intesa. Non è un caso che oggi faccio delle comunicazioni in Consiglio regionale, quindi ci sono state delle interlocuzioni che ho avuto in queste settimane con il governo e che continueranno nei prossimi giorni, ma che stanno portando insomma dei risultati che sarò felice di poter condividere con i veneti. Tant'è che lei ha voluto trattenere per sé la delega? Sì, ho voluto trattenere la delega all'autonomia, è un percorso che ho seguito in prima persona, prima come relatore del disegno di legge approvato nel 2024 e poi come Presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, che è un altro filone di riforme che prosegue e che porterà di benefici al nostro territorio. Ottimo.